Si sta molto bene, c'è un bel clima, la gente inizia a arrivare a fiumi e dai, ci si diverte in compagnia. Alex Marangon lavorava in questo bar al lago di Caldaro, disponibile solare, non si tira indietro quando vede il microfono dell'emittente Alto Adige TV, ma sorride e risponde con simpatia. Gli occhi gli brillano, tanti sogni nel cassetto, come tutti i ragazzi di 25 anni. Gli piaceva parlare e stare in compagnia, un giovane pieno di vita, come lo hanno sempre descritto i familiari. Questa intervista è stata fatta all'inizio della stagione turistica parlando dell'affluenza e delle prospettive per l'estate. Ci avviamo ad essere belli pieni, c'è già gente appunto in pontile a prendere il sole. La famiglia non riesce a darsi pace, vuole capire perché e come sia potuta accadere una tragedia simile ad un ragazzo che amava la vita e forse voleva provare un'esperienza diversa, forse voleva capire o conoscere meglio se stesso, forse perché quello che è accaduto a quell'evento nell'abbazia di Vidor intriso di cultura amazzonica e riti sciamanici, nessuno potrà saperlo fino in fondo. Alex è arrivato con qualche conoscente ed ha chiesto subito la strada per poter andare a fare un bagno nel Piave, con quel sorriso che contagiava tutti. Poi la cronaca di quei terribili momenti che ora lasciano spazio solo al dolore. La notizia della tragedia ha raggiunto subito il bar, attoniti i colleghi e gli amici, impietriti di fronte ad un dramma che ha ancora troppi misteri.